Sparlatini, oggi si è interrotta la vostra striscia positiva di 5 vittorie di fila, però dall'altra parte c'era comunque la capolista Offanengo che fai un po' di errori, gli lasci un po' di gioco e ti punisce di santa ragione. Sì, è una squadra molto forte, è una squadra molto fisica, in battuta è la migliore del campionato, meritano questo primo posto in classifica. Noi nell'incontro di oggi abbiamo sbagliato un po' troppo, abbiamo subito tanto in ricezione, loro battono bene, tanti ace, tante palle che non potevamo attaccare, avremmo dovuto essere un po' più conservativi in quelle situazioni, tenere la palla all'interno dei 3 metri per poi poter comunque portare il colpo d'attacco, perché con un servizio del genere, soprattutto il primo, il finale del secondo e il terzo set ci hanno messo veramente in difficoltà. Peccato per il secondo parziale dove partiti male, abbiamo fatto un gran recupero, ci siamo staccati 22-17 se non sbaglio e poi lì tra errori in attacco e i subiti non siamo riusciti a portarlo a casa. Quello è il rimpianto di oggi, andando sull'1 pari poteva cambiare l'incontro. Noi siamo stati troppo a corrente alternata in questa gara. Il numero di errori è sempre stato più alto da parte nostra e contro una squadra del genere lo paghi. Ecco, parlando proprio dei set, tu hai accennato che il primo e il terzo è stato abbastanza un senso unico di Offanengo, il secondo invece gli errori, dopo essere stati nettamente in vantaggio, li avete pagati. Si può dire che forse questa è un po' la differenza tra una squadra che è proprio costruita per essere come si dice, costruita per andare in alto e una che lotta un po' per, diciamo così, per fare un po' male alle big, diciamo? Sì, beh, anche la velocità con cui, cioè loro non hanno bisogno di andare al 100% per portare a casa le partite, hanno giocatrici con esperienza che ti sanno giocare sulle mani, ti trovano i colpi nei momenti che servono e poi con un livello di servizio del genere ti aiuta tanto, perché quando li abbiamo messi in difficoltà noi nel secondo set, che loro non riuscivano a costruire il gioco con palla più o meno in testa al palleggiatore, i ruoli si sono invertiti, siamo diventati noi quelli che le attaccavano e loro subivano il nostro gioco. Quindi la battuta della ricezione oggi, assieme al numero di errori in attacco, ha fatto un po' la differenza. Allora, oggi era l'ultima partita all'Arena Biancorossa e la prossima giornata sarà il capolinea della stagione 2021-2022 e sarà il derby trentino contro la Walian Stata Trento. E in palio c'è, visto che possiamo dire che qualcosa ancora per noi in palio c'è il sesto posto che, per come era partita la stagione, diciamo, è anche un bel risultato alla fine, no? Sì, bisogna vedere che cosa ha fatta oggi contro Crema, stavo vedendo che stava perdendo 2-1. Non so il quarto set come stia andando, comunque noi onoreremo fino alla fine il campionato, era partito male, l'abbiamo risollevato, siamo tornati sotto, ci siamo salvati con 2 giornate d'anticipo, adesso cerchiamo di goderci l'ultimo incontro e chiudere al meglio. Bene Luca, allora ci vediamo sabato prossimo per la conclusione della stagione. In bocca al lupo. Crepi il lupo.